La lista è composta da 24 persone, 10 donne e 14 uomini, tutti profili di qualità della nostra Bassano. C'è chi è stato insegnante, chi architetto, chi medico e chi già in politica. Una lista civica, quella di Finco Sindaco, che mette in campo una squadra pronta a cambiare il volto della città, a partire dal tema cuore di questa campagna elettorale bassanese, la sanità. Il nostro ospedale è un ospedale di eccellenza, oltre al sistema sociale del territorio, ma va difeso con le unghie o con i denti perché attualmente francamente mi pare abbastanza in pericolo. Spazio e attenzione anche a temi sociali, in particolare cura degli anziani e nuove opportunità per i giovani del territorio. Cosa c'è da cambiare a Bassano? Credo che innanzitutto sia da cambiare l'approccio che l'amministrazione passata ha avuto con i soggetti deboli. Il primo è il soggetto degli anziani che aumentano e che è collegato poi al tema della sanità e dell'ospedale, dove l'amministrazione non ha svolto un ruolo, e l'altro tema altrettanto importante è la questione della scuola e dei giovani. Ma non solo, una lista, quella di Finco Sindaco, che punta a un nuovo decoro per la città. C'è poca pulizia secondo me in Bassano, in modo particolare in centro, ma anche nella parte periferica, quindi mi piacerebbe che fosse una città veramente fantastica anche come bellezza, già lo è di per sé, quindi dobbiamo solo valorizzare quello che abbiamo già in campo, diciamo.